cognome e professione, la sorpresa, cosa ha provato quando... Alessandro De Nicola, grazie a tutti, veramente una cosa incredibile, pensavo di essere su Scherzi. Questa è l'accoglienza sarda, è solo l'inizio, no? Quindi, ci tornerò spesso, di Salerno, trovo per lavoro qui. Alessandro De Nicola. Inizierà a venire allora ragazzi, bravi, grazie. Sì, tornerò sicuramente per lavoro, a maggior ragione adesso, vista l'accoglienza del ricevuto. Ecco qua la promozione. Porterà qualcuno a New York insieme a loro? Mia moglie sicuramente. È una tornata per sua moglie. Partenza? Sì, adesso sì. È in partenza per Napoli, rientro a casa, sono di Salerno. Quindi rientra a casa con un biglietto per New York come regalo. Non male. Con il biglietto in formato reale. Perfetto. Bene, ci siamo? Piatto di un artista sardo, noi abbiamo una collaborazione con la regione Sardegna estremamente importante e quindi insomma vogliamo che torni a casa così sua moglie questa sera avrà anche una sorpresa. Facciamo una foto anche con il pezzo di artigianato, grazie Audrey per averlo ricordato. Punto di partenza questo del 4 milionesimo passeggero? Beh, sicuramente sì, è un punto di partenza che ci serve per pianificare nuovi obiettivi. Noi non possiamo non ricordare che i 3 milioni li abbiamo raggiunti nel 2009, i 2 milioni li abbiamo raggiunti nel 2000, ecco, speriamo che il passo verso i 5 milioni sia più veloce. I problemi legati alla continuità territoriale ballerina come influiscono sull'attività della Sogair e in generale del trasporto aereo nell'isola? Allora, possono influire molto negativamente qualora gli attuali livelli di continuità territoriale venissero ridotti. Noi siamo per un accrescimento dei livelli, cioè noi pensiamo che la domanda di voli nazionali da e per la Sardegna sia tale da giustificare sicuramente un mantenimento se non un miglioramento anche attraverso l'allargamento a destinazioni diverse da Roma, Fiumicino e Milano Linate. Oggi festeggiamo il 4 milionesimo passeggero che per noi è un punto di arriva ma anche un punto di partenza verso traguardi migliori. La continuità territoriale penso che la dimostrazione migliore del fatto che sia fondamentale ce l'abbiamo con lo sciopero di domani, perché domani noi saremo isolati per alcune ore, non abbiamo l'alternativa né del treno né della gomma, quindi non possiamo prendere il treno o la macchina per spostarci e quindi ecco che la nostra specialità, la nostra diversità, la nostra insularità emerge in tutta la sua ampiezza e quindi ecco perché abbiamo bisogno di un trattamento diverso rispetto al resto degli europei.